Noi da questo punto di vista ovviamente più che altro dobbiamo cercare di monitorare la situazione, però devono prima di tutto ovviamente impegnarsi gli enti locali, ovviamente la città metropolitana per quanto riguarda le scuole secondarie superiori, del primo ciclo ovviamente i comuni. Ovviamente tutto dipende dalle risorse, il Ministero si sta impegnando, stanziando ovviamente dei fondi, ultimamente ci sono anche il monitoraggio per quanto riguarda i solai degli edifici scolastici, quindi si sta investendo molto, tenendo conto che ovviamente la prima cosa è la sicurezza degli alunni, quindi un aspetto molto importante. Bisognerebbe cercare di far sì di trovare le risorse e cercare di sfruttare meglio quelle che si hanno. Il fatto che l'assessorato regionale ovviamente e la provincia città metropolitana si sia impegnata per avere gli istituti superiori del Brino è una cosa molto importante. Da questo punto di vista ci sono stati degli iscritti e quindi significa che tutto sommato l'investimento è stato da questo punto di vista ha dato i suoi frutti e quindi noi è il primo anno, dobbiamo vedere anche qui nel proseguio come si realizzerà effettivamente l'offerta formativa. Stiamo cercando di realizzare soprattutto col Comune dei tavoli tecnici per far sì che si inquadri la situazione della dispersione scolastica, capire dove è maggiore la dispersione. C'è da dire che l'ufficio scolastico regionale ha investito molto ultimamente anche in risorse. Diciamo che in questa provincia alcuni docenti del potenziamento, soprattutto della scuola primaria, il numero mi pare di 33, sono stati adibiti proprio allo svolgimento di azioni relative alla dispersione scolastica. Abbiamo anche 10 docenti distaccati per la dispersione scolastica e quindi abbiamo una rete, bisogna cercare di far confluire ovviamente sia i dati che abbiamo per poter poi agire in maniera migliore dove ce n'è più bisogno.